I volti di questo murale raccontano una verità. Napoli è stata e continua a essere terra di partenze prima ancora che di arrivi. Milioni di napoletani e di italiani hanno lasciato il porto della propria città con una valigia di cartone, inseguendo lavoro, dignità e un futuro migliore per sé e per i propri figli. Quest'opera, In Sanguine Foetus, Nuovo Mondo, realizzata dall'artista napoletano Vittorio Valiante, vuole ricordare quegli uomini e quei bambini che partirono verso gli Stati Uniti e altri paesi in cerca di speranza. Quando oggi si parla di remigrazione, vale la pena ricordare la nostra storia. La memoria non cancella i problemi del presente, ma dovrebbe aiutarci ad affrontarli con maggiore umanità. Dietro ogni migrazione ci sono persone, famiglie, sacrifici e speranze. La memoria non cancella i problemi del presente e non impedisce di discutere seriamente di immigrazione. Dovrebbe però aiutarci a farlo con maggiore umanità e consapevolezza, ricordando che dietro ogni migrazione ci sono persone, famiglie, sacrifici e speranze. Perché, prima di essere una terra che accoglie, Napoli è stata una terra che partiva.